Ma l'impegno deve essere, ce lo siamo già detti più volte, quello di cercare di valorizzare le nostre colline e sicuramente però con un occhio attento anche al resto del territorio veneto, perché noi oggi in Veneto abbiamo la fortuna di avere ben 9 siti che sono stati dichiarati patrimonio dell'umanità e quindi riteniamo che sia fondamentale insieme agli altri siti promuovere tutto il territorio del Veneto. Ogni territorio, ogni sito UNESCO ha sicuramente una tradizione, una storia da raccontare, arte e cultura, e poterlo fare insieme è sicuramente un modo anche per essere ancora più al centro dell'attenzione internazionale, e questo press tour che organizzeremo poi durante il Giro d'Italia è un momento topico, perché nei fatti il Veneto sarà veramente proiettato su tutte le televisioni internazionali. Guarda, c'è voglia di Veneto, c'è voglia dei territori, c'è voglia di turismo esperienziale. Siamo la prima regione turistica d'Italia con 72 milioni di presenze turistiche e il turismo in Veneto rappresenta la più grande industria. Faccio un esempio del patrimonio dell'umanità del Prosecco, che oggi ha circa 200.000, 250.000 presenze turistiche, arriverà a oltre 1.200.000 delle proiezioni in 10 anni. Quindi noi abbiamo assolutamente le più belle destinazioni, dobbiamo essere pronti a ricevere questi turisti. Ovviamente il tema dell'ospitalità è fondamentale, dei servizi, dell'informazione, ma direi che i presupposti ci sono tutti. Sì, fortunatamente il Veneto, se è la prima regione turistica con oltre 72 milioni di presenze, un motivo ci sarà. Qui non c'è soltanto cultura, ma c'è anche ambiente, enogastronomia. Oggi siamo al Vinitaly, il settore del vino è fondamentale anche per l'aspetto turistico, quindi noi stiamo puntando molto su questo, sulla valorizzazione anche dei nostri vini, non tanto in termini di quantità, anche se siamo i primi produttori a livello italiano, ma soprattutto in termini di qualità e anche di sostenibilità, che diventa un concetto fondamentale anche per la tutela del territorio sotto l'aspetto anche di accoglienza turistica. Sì, diciamo che il fatto di essere appunto diventato riserva della biosfera nel percorso UNESCO ci ha permesso di entrare nella rete dei siti appunto regionali che hanno il riconoscimento dell'UNESCO. La regione ci dà questa grande possibilità di promuovere il nostro territorio assieme agli altri siti anche patrimoni dell'UNESCO, oltre che al MAB del Grappa, c'è il MAB del Delta del Po e il riconoscimento come patrimonio immateriale delle perle in vetro di Venezia. Quindi una bella squadra, tante opportunità per i nostri turisti e una bella occasione per presentare il territorio anche qui in una fiera così importante per il nostro Veneto e per l'Italia tutta. Le premesse sono sicuramente buone, anzi direi ottime, perché l'attività di animazione del territorio che il volontariato fa con iniziative di tanto genere, ma soprattutto in questo periodo adesso con la primavera del Prosecco, che riparte proprio questo fine settimana alla grande a San Pietro di Barbozza e durerà poi con 17 eventi, perché verranno fatti in tutti i territori fino a fine giugno, ed sono importanti anche queste azioni per far sì che il territorio venga conosciuto, ma soprattutto venga vissuto dalle persone che lo frequentano.